Qui Parlamento. Ryuichi Sakamoto, abbiamo saputo della sua morte l'altro giorno, è morto qualche giorno fa, autore di colonne sonore, abbiamo sentito prima un pezzetto da Tacchi a Spillo, questo era da Furio 1983, dove l'autore è anche coprotagonista insieme a David Bowie. Ha vinto l'Oscar nell'87 per le musiche dell'Ultimo Imperatore di Bertolucci. Il tè nel deserto, il piccolo Buddha, eccetera. Quindi un grande della storia della musica, anche in relazione alle colonne sonore cinematografiche, che se n'è andato. Intanto io do il benvenuto e il buongiorno, invece come tutti i lunedì, e lo ringrazio, a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie per essere con noi. Allora, come al solito facciamo il punto su quello che accade alla Camera dal 3 al 5 di aprile, ovvero il calendario di questa settimana. Settimana piuttosto interessante anche perché si vota oggi ancora in Friuli Venezia Giulia fino alle 15. Abbiamo visto prima i dati di afflusso alle ore 23, intorno al 34-35%, grosso modo. Poi ti lascio la parola anche in merito all'importanza di queste elezioni regionali friulane. Intanto cosa succede alla Camera sta settimana? Allora, questa settimana iniziamo già oggi e il provvedimento principale è il super bonus, quindi la conversione in legge del decreto super bonus, che è la norma che in qualche modo è andata a dare una stretta su questo istituto, e per i motivi insomma, di cui abbiamo già parlato ampiamente. Adesso siamo arrivati ad avere 120 miliardi di euro di debiti fuori bilancio non controllabili e un problema serio di cassa per l'erario, quindi bisognava dare una stretta. Solo i 5 Stelle potevano pensare a una misura come questa, che gratuitamente, come ha detto Conte, in lungo e largo per tutta Italia, permetteva ai ricchi di rifarsi la casa, perché poi di questo stiamo parlando, e quindi questo provvedimento dà una stretta e mette regole nuove per il futuro. Oltre a questo poi ci saranno provvedimenti minori, se si faranno, che sono in calendario, ma la parte politicamente più rilevante è questa qui, è super bonus. Tra le altre cose vedo un dettaglio, comunque martedì è prevista la costituzione della commissione di vigilanza RAI con l'elezione dei suoi componenti di vertice, no? E dei segretari. Ecco, una domanda così proprio da ingenuotto, ma a cosa serve la commissione parlamentare di vigilanza RAI oggi 2023? In teoria la vigilanza RAI serve a vigilare su come la RAI esercita il servizio pubblico, ad audire il CDA, a chiedere documenti, insomma è una commissione che deve in qualche modo monitorare che la RAI svolga il suo servizio pubblico. E poi cosa serve nel concreto? Questo è tutto un altro tipo di discorso. Ci siamo capiti. Ci siamo capiti, va bene. Intanto elezioni in Friuli Venezia Giulia, urne aperte per carità, però volevo chiederti più, diciamo così, strutturalmente parlando, che importanza hanno secondo il tuo punto di vista queste elezioni regionali. Prima parlavamo col professor Pezzani del ruolo importante delle regioni e di una riforma da fare assolutamente, che è il federalismo, no? Anche da un punto di vista economico. Il professor Pezzani si è occupato per tanti anni di finanza locale, a Milano e non solo, e ha studiato il tema. Abbiamo notato, ed è una cosa abbastanza vera, credo, ma chiedo la tua opinione, che nella commissione che deve definire il passo precedente rispetto all'attuazione del federalismo, cioè la commissione per i livelli essenziali delle prestazioni, ci sono tanti giuristi, ma c'è poca gente che sa far di conto in quella commissione lì. Condividi o così è un'impressione sbagliata secondo te? Ma onestamente non conosco i criteri con cui il ministro Calderoli abbia scelto questa commissione. C'è da dire che in questa fase bisogna definire i cosiddetti LEP, quindi questa commissione ha il compito fondamentalmente di fare delle valutazioni comparative tra i servizi erogati nelle varie regioni e definire quali sono i livelli essenziali di prestazioni, e oltre a quello capire anche per ogni competenza legislativa quali sono le funzioni amministrative connesse che si possono delegare alle varie regioni. Quindi è vero che sicuramente si deve parlare anche di conti e di numeri, perché si parla di costo delle prestazioni, però c'è anche oggettivamente un lavoro giuridicamente complesso da fare, cioè capire banalmente quali strutture ministeriali spostare dal centro alla regione e quali poteri dare, quali funzioni amministrative, con una burocrazia romana che, come potete immaginare, è tutt'altro che propensa, no? A cedere potere amministrativo
alle regioni, e quindi insomma il fatto che ci siano dei profili giuridici penso che vada bene. Poi insomma se mancano i profili contabili questo lo vedremo, però insomma mi pare che i profili scelti siano comunque tutti di altissimo livello. Ecco, Riccardo, dalla questione domestica, tra virgolette, la questione internazionale che ha un suo peso, no? Sono due notizie di stamani in primissimo piano. La brigata Wagner putiniana dice che è stata presa la città simbolo della resistenza ucraina, Bakhmut, quindi i russi avanzano. Dall'altra parte è stato ucciso un nazionalista russo a San Pietroburgo, probabile la matrice ucraina, come ci ha raccontato Gian Michalessin sul giornale, abbiamo letto stamani. Che piega sta prendendo la guerra russa-ucraina? Non mi sembra bella. No, la piega non è bella, il rischio purtroppo di escalation esiste, ma c'è anche tra gli osservatori la speranza che, visto che la Russia, l'avanzata d'inverno della Russia non ha portato i risultati sperati, e quindi ora ci si aspetta una controffensiva ucraina, insomma c'è anche chi spera che nel caso in cui l'Ucraina riesca a riconquistare un po' di terreno si possa arrivare in autunno finalmente a un cessate il fuoco e alla cristallizzazione della situazione per quella che è, che penso che potrebbe essere una via di uscita che in qualche modo permette alla Russia di rivendicare una vittoria, all'Ucraina a suo modo di fare lo stesso. Però insomma questo sarà il campo a dircelo. C'è anche poi un problema di unità, nel senso che sono morte veramente tante persone e quindi comincia a esserci da parte dell'Ucraina anche un indebolimento dal punto di vista numerico, dal punto di vista di armamenti, grazie al sostegno occidentale riescono a tenere il campo. C'è poi un problema di militari da inviare al fronte che cominciano a scarseggiare, mentre su questo la Russia ovviamente, date le dimensioni del paese, ha problemi minori. Diciamo che poi c'è anche un'altra ipotesi, che è quella che si crei un conflitto a bassa intensità, no? Quindi una situazione tipo la del Vietnam, per dire, che va avanti 10 anni, e direi uno dei quadri non auspicabili, ecco. Quindi una speranza è che si possa risolvere in tempi più rapidi possibili, ma è evidente a tutti che per far lavorare la diplomazia deve esserci un punto che non umilia nessuno dei due contendenti, che permette a entrambi i contendenti di rivendicare una vittoria. Ho letto negli ultimi giorni, si parla di questo piano dell'Ucraina per la riconquista della Crimea, non so, mi sembra oggettivamente, non so quanto sia propaganda, quanto sia di vero, però ci dà il metro del fatto che siamo in questo momento purtroppo ben lontani da un cessate il fuoco, da un accordo. Con una Cina sempre più protagonista, politicamente parlando, no? Sì, sempre più protagonista, perché se inizialmente aveva dimostrato una sorta di neutralità, adesso si finge neutrale, nel senso che ha proposto un trattato di mediazione, di pace, che in realtà aiuta la Russia. Xi Jinping ha incontrato Putin e ha voluto dare un messaggio al mondo di unità di intenti. È chiaro che la Cina ne esce rafforzata, perché nessuno ora metterebbe più in dubbio che sia la superpotenza in Oriente tra la Cina e la Russia. La Russia si è indebolita con questo conflitto e la Cina si sta rafforzando, e quindi il rischio è che appunto la Russia diventi, non dico uno stato satellite, ma insomma uno stato sotto la protezione cinese. Xi Jinping non si vuole ovviamente prendere questo rischio nel dirlo in maniera esplicita, perché è ovvio che questo comprometterebbe molti dei rapporti che la Cina ha con l'Occidente, però insomma cerca di giocare furbescamente questa partita da mediatore per porsi sul palcoscenico dei grandi del mondo e affermare il proprio ruolo egemone nel blocco orientale. Questo sicuramente sì. Ecco Riccardo, parlavamo prima di soldi, di numeri, qualche numero l'ha dato davanti al ministro dell'economia Giorgetti lo studio Ambrosetti a Villa d'Este a Cernobbio, no? Soltanto il 6% dei finanziamenti del PNRR, di questo parliamo, è stato speso, e soltanto l'1% dei progetti è stato completato, talché Giorgetti dice si sta valutando un provvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della pubblica amministrazione, perché l'attuazione del PNRR è la priorità del governo. Allora, da cittadino, il fatto che l'1% dei progetti sia completato e il 6% dei finanziamenti sia stato speso è un po' quello che pare, perché non si vede un fermento in giro dovuto a investimenti straordinari, così a colpo d'occhio, diciamo, e sui nostri territori. Stiamo parlando però di una massa di soldi notevole, 191 miliardi e mezzo, 122 passa sotto forma di prestiti, quindi dovremo restituirli,
e sarebbe opportuno che gli investimenti fossero buoni, perché sennò resta solo la parte debito, e peraltro anche degli altri 70 miliardi circa in larga parte bisognerà farvi fronte con contributi futuri all'Unione Europea. Quindi sono soldi che andrebbero fatti fruttare, perché sennò ci tocca solo di restituirli, il debito insomma, no? Come siamo combinati? Ha ragione lo studio Ambrosetti? Allora, sicuramente i progetti realizzati siano pochi, è vero. Che ci sia un problema su come spendere tutti questi soldi, direi che è il tema, diciamo, principale del dibattito degli ultimi giorni, anche perché Fitto, devo dire con grande sincerità, ha detto: cari signori, guardate che qua sappiamo per certo che alcune opere entro il 2026 non le finiamo. Io aggiungo un altro tema: non c'è solo il tema dei tempi di diciamo, realizzazione delle opere, per motivo per cui ad esempio è stato approvato diciamo, il nuovo codice degli appalti di Salvini, o il nuovo decreto PNRR, che è quello che prevede tutta una serie di sburocratizzazioni e la possibilità di assumere personale delle pubbliche amministrazioni, insomma il decreto e il codice, insomma, degli appalti, che tra l'altro sul PNRR già si applicavano delle forme semplificate, questo vale per gli altri lavori, insomma, prevede il ricorso a procedure semplificate per l'assegnazione dei lavori pubblici. Sempre questo per accelerare. Oltre diciamo, alla lentezza della messa a terra e al problema del personale che non c'è negli enti locali dopo tanti anni di austerità, c'è poi un problema anche politico però, cioè che noi stiamo buttando via un sacco di soldi spesso in progetti che non servono, perché ricordiamoci che come spendere i soldi del PNRR lo decidiamo solo in parte noi, ma ci sono delle linee di indirizzo molto stringenti e molto chiare che vengono dall'Europa. A me capita di parlare ogni giorno con sindaci di piccoli paesi del territorio che dicono: cari signori, non mandateci più dei soldi da Roma per la digitalizzazione, perché abbiamo già digitalizzato tutto in un paese da 200 anni, non sappiamo più cosa farcene, no? Sì. Quindi qual è il rischio? Che tu continui a far avere questi soldi per fare cose che non servono, e perché li devi spendere per forza, e rischi poi di fare dei progetti da mettersi le mani nei capelli, no? Che sembra poi di buttarli via perché li devi spendere. E però, come giustamente ricordavi, sono soldi che dovremo restituire. Allora, per questo in campagna elettorale noi parlavamo di una ricontrattazione del PNRR, proprio perché sapevamo che saremmo andati a parlare qua. Quindi da una parte c'è il tema dei tempi, permettere sulle grandi opere di spenderli in più tempo, e dall'altra c'è la sostanza politica delle missioni su cui si spendono questi soldi, che oggettivamente oggi sono diverse rispetto all'era post-Covid in cui il PNRR è stato pensato, perché in mezzo c'è stata la crisi energetica, c'è la guerra e tutto quello che ne consegue. Quindi io penso che se l'Italia riuscirà, come sta tentando di fare Giorgia Meloni e il governo, insomma, a rivedere il PNRR, potrà essere una buona cosa. Se non ci dovesse riuscire, nessuno ci obbliga a spenderli tutti. Cioè, pensiamo che la Spagna la parte a debito non l'ha presa, tanto per intenderci, quindi noi abbiamo voluto prendere tutto, ma ricordiamoci che ci sono appunto 120 miliardi che sarà debito futuro che pagheranno le prossime generazioni, o li spendiamo per fare cose che servono al paese e ai territori, o se no meglio non spenderli in stupidaggini. Quindi una riflessione seria su questo la farei, e la sta facendo il governo. Allora, il nostro tempo si è concluso qui. Mi verrebbe da chiederti un tweet, visto che abbiamo parlato di cose problematiche. Invece, ciò che ti fa sperare bene, c'è qualcosa in questo momento che ti genera speranza? No, sì, devo dire che i dati economici in questo momento sono buoni, nel senso che c'è una ripresa dell'occupazione. Abbiamo visto che le bollette sono calate di più oltre il 50%, quindi vuol dire che gli sforzi fatti dal governo Draghi prima e dal nuovo governo, e la Lega era protagonista in entrambi, stanno dando dei risultati, e questo insomma per le aziende è una boccata d'ossigeno, perché prima quando uscivi di casa si parlava solo di quello, adesso nonostante le bollette siano ancora molto alte, insomma si sta vedendo che la situazione sta migliorando, quindi l'economia sta andando bene in questo momento. Questa è una cosa positiva. La nuova delega fiscale prevede un taglio delle tasse, quindi credo che questo darà ulteriore fiducia. Questa è una nota direi positiva del momento. Poi i problemi abbiamo parlato di tanti, potrei farti ancora un altro lungo elenco, però la cosa positiva secondo me è l'economia in questo momento. Bene, allora io ringrazio Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro Riccardo. Grazie, un saluto agli ascoltatori. Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.